Picchiano la figlia di 6 mesi e la mandano in ospedale, sospesa la potestà genitoriale ai coniugi agrigentini. Chi rimane chiuso solo un giorno e chi 48 ore, la protesta prosegue ma in forma ridotta. Agrigento, capitale della cultura, la città dei templi, continua a sognare tra le 10 finaliste. Nominato il nuovo consiglio, Pace resta alla presidenza. Sabato in programma Tè danzante dell'Ottocento a Palma di Montechiaro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca: picchiano neonata e la mandano in ospedale, indagati i genitori. Sospesa la potestà genitoriale ai coniugi agrigentini che adesso sono indagati per tentato omicidio e maltrattamenti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nei scorsi giorni la Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione alla misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica, guidata dal dottor Salvatore Vella, nei confronti di 2 giovani coniugi italiani gravemente indiziati in concorso tra loro di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti. Il personale della terza sezione, reati contro la persona in pregiudizio di minori della squadra mobile diretta da Giovanni Minardi, ha notificato al padre delle minori il divieto di avvicinarsi alle figlie, quello di dimora nella città di Agrigento e Aragona, con l'obbligo di presentazione nel luogo di residenza per 2 volte alla settimana. Il provvedimento trae origine da una copiosa e intensa attività di indagine della squadra mobile di Agrigento, coordinata dal pubblico ministero Gloria Andreoli, dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di lesioni riscontrate su una neonata di 6 mesi, allorquando accompagnata dai familiari presso l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Per un episodio sincopale post-vomito, i medici riscontravano una serie di echimosi e traumi sul pube e alla testa, nonché un'emorragia cerebrale che richiedeva l'immediato trasferimento della bambina in elisoccorso presso l'ospedale Policlinico di Messina, dove veniva immediatamente ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica. Le indagini sono state supportate anche da attività tecniche e hanno permesso di svelare i gravi indizi di colpevolezza a carico dei 2 coniugi che, venendo meno ai loro obblighi di genitori, avrebbero posto in essere in maniera sistematica una serie di atti di maltrattamenti nei confronti della stessa neonata. A seguito di articolate indagini, la Procura della Repubblica di Agrigento ha richiesto al GIP l'emissione delle misure cautelari per i 2 coniugi che, gravemente indiziati di essere responsabili dei delitti loro ascritti, sono stati sottoposti alle misure cautelari. Prosegue, anche se in forma leggermente ridotta, lo sciopero benzinai per protestare contro le misure del decreto legge sulla trasparenza dei prezzi. Vediamo. Al via da stamani lo sciopero dei benzinai anche in Sicilia. Nella nostra città le pompe chiuse per la maggior parte, anche se qualche esercente stamani regolarmente esercitava la loro attività. Presente anche un'autocisterna che scaricava il carburante nella pompa di benzina, alcuni di loro in funzione anche self-service. In atto però proseguono le trattative tra governo e sindacati e non tutti si trovano concordi nel manifestare. La presidenza nazionale della FAIB con 6 esercenti intanto si è riunita d'urgenza a seguito dell'incontro avuto con il ministro Urso nella giornata di ieri sera. Ha valutato e ritenuto positive le aperture presentate, già formalizzate con un emendamento al decreto legge, dicendo così di ridurre a un solo giorno la mobilitazione. La decisione verrà presentata alla riunione del coordinamento con le altre sigle fissata nella mattinata di oggi. Se da un lato c'è chi cambia idea all'ultimo momento, dall'altro vi sono le sigle sindacali che invece confermano la serrata, troppo poco e troppo tardi per revocare lo sciopero, che quindi rimane confermato. Così in una nota ai presidenti di Fegica e Figisi Anisa, che spiegano che il tentativo in extremis fatto dal ministro Urso, peraltro apprezzato, non riesce a intervenire con la necessaria concretezza. Sono ore di cambiamenti, giravolte dell'ultimo minuto e irremovibili conferme, quelle che precedono all'inizio dello sciopero dei benzinai, programmato per le 48 ore consecutive.
A partire da stamani, il Ministero delle Imprese del Made in Italy aveva comunicato che i gestori dei distributori, per un ultimo tentativo di mediazione volto ad annullare la protesta, è un momento delicato, siamo in attesa delle determinazioni di tutte le federazioni. Così si sono espressi i fondi delle rappresentanze dei gestori, mentre è in corso un incontro in videoconferenza nel tentativo di scongiurare lo sciopero. Intanto si è venuto a sapere che durante le 48 ore di sciopero sarà possibile fare comunque rifornimento in alcune stazioni che rimarranno aperte sulla rete stradale ordinaria. Il numero minimo di pompe aperte scelte dalle singole prefetture è pari al 50% di quelle attivi nei giorni festivi. A noi ci dispiace che stiamo creando questi disagi, però non possono pensare che il governo, che noi siamo i ladri della situazione. Noi non possiamo essere colpevolizzati di una situazione che non è nostra. Noi i prezzi li fa la compagnia e noi ogni giorno la sera ci dobbiamo collegare con la compagnia per sapere i prezzi che dobbiamo fare l'indomani. Per cui noi con i prezzi non c'entriamo nulla. Noi non siamo le persone disoneste in cui stiamo approfittando della situazione. Il governo questo lo deve capire. L'aumento che c'è stato sono stati i 30 centesimi che il governo aveva ridotto con il governo Draghi e l'hanno rimesso un'altra volta. Allora chi è il ladro? Siamo noi oppure chi mette questa questione delle accise che guadagna il 70% è solamente di accise sul prezzo delle... Sulle accise se ne discute da decenni, di toglierle, ci sono dei fardelli che risalgono a 70 anni fa anche, eppure cosa succede? Manca la volontà politica di intervenire? Sì, manca la volontà politica perché il governo Draghi ha ridotto 30 centesimi, poi è subentrato il governo della Meloni che hanno rimesso un altro volta di questi 30 centesimi. Però, ripeto a dire, il 70% di un litro di benzina è solamente di tasse e basta. Poi c'è il paradosso della Sicilia, una regione che ha tante raffinerie, eppure qui il costo addirittura è maggiore rispetto ad altre regioni italiane. Allora, noi abbiamo 5 raffinerie in Sicilia, con tutto l'impatto ambientale. Non capisco, questo l'abbiamo denunciato anche a livello regionale ai vari politici che ci sono subentrati, e noi abbiamo il prezzo più alto rispetto agli altri. È possibile? C'è qualcosa che non funziona in tutta questa situazione? Come rispondono i cittadini? C'è un flusso continuo di chi vuole fare approvvigionamento di carburante? Sì, tant'è vero, abbiamo avuto un raddoppio delle vendite perché giustamente il disagio che stiamo creando lo capiamo e ci dispiace tantissimo creare questi disagi, però noi siamo alla stretta finale perché non possiamo più vivere in queste condizioni con questi margini. Il margine medio dei gestori è di 3 centesimi lordi, di cui dobbiamo pagare il personale, la luce, l'acqua, le pulizie, telefoni e tutte altre cose. Dico, è possibile andare avanti così? C'è anche Agrigento tra le 10 città finaliste che si contenderanno il titolo di capitale italiana della cultura 2025. Vediamo. C'è anche Agrigento tra le 10 città finaliste che si contenderanno il titolo di capitale italiana della cultura 2025. La giuria ha dunque deciso, individuando i migliori 10 progetti finalisti. Oltre alla città dei templi figurano anche quelli di Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio in provincia di Viterbo, Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia, Orvieto, Pescina in provincia dell'Aquila, Roccasecca in provincia di Frosinone e Spoleto. La notizia ci è stata appena anticipata nella tarda mattinata di oggi dal presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, dottor Nenè Mangiacavallo, e sarà approfondita nel pomeriggio con un'apposita conferenza stampa. È un passo decisivo che potrebbe proiettare la città dei templi verso quella vittoria che per poco non venne centrata lo scorso 2020, quando fu sindaco Calogero Filetto. Tutte le città finaliste in precedenza avevano presentato il loro progetto che è stato sottoposto alla giuria. Il prossimo step sarà un esame approfondito che si svolgerà il 20 e 21 marzo prossimi al Ministero della Cultura a Roma. Ricordiamo che lo scorso 29 ottobre un grande evento si è svolto al Teatro Pirandello di Agrigento, dove c'è stata la presentazione ufficiale degli eventi a corredo del progetto, presenti anche
il sindaco della città e il presidente dell'associazione Meno, Roberto Albergoni, che ha curato l'intero programma. I numeri del dossier sviluppato dall'associazione raccontano la forza della nostra città. I 44 sono i progetti artistici e culturali proposti, che hanno coinvolto oltre 130 tra artisti e partner locali, nazionali e internazionali. Un dossier di candidatura che trasforma i territori di Agrigento e Lampedusa in centri di riflessione e produzione artistica sul tema della relazione tra l'individuo, il prossimo e l'ambiente. Se penso al punto in cui la vita mia s'aprì piccola al mondo immenso e vano, da qui presi la via. Peppi, corre! Corre, Peppe, corre! Respiro, osservo, sussulto. Penso, ricordo, rivivo, luoghi che parlano, vivono, raccontano, luoghi che celano in ogni tramonto, sfumature di un'anima antica. Luce, colori, profumi, spazio. La più bella città dei mortali. Mi sono sempre chiesto perché mi sentissi fortemente legato a questi luoghi, come se in ogni respiro soffiasse il vento di antiche culture, in ogni voce echeggiassero versi di poesie note, in ogni lacrima si gustasse il sapore salmastro di un mare africano, culla e tormento per popoli d'ogni tempo. Abbiamo fatto tanta strada e qualche volta siamo pure caduti. Ora alzati, Peppe. Corre! Corre, Peppe! Corre, Peppe! Corre! Corre, Peppe! Corre! Ad Agrigento è in corso di attivazione il servizio comunale di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti. Le domande dei beneficiari e degli operatori economici dovranno essere presentate tramite piattaforma telematica. I dettagli nel servizio. L'assessore ai servizi sociali del comune di Agrigento, Marco Bullo, informa i cittadini che sono pronti gli avvisi pubblici per il SAD, servizio assistenza domiciliare, un servizio per gli anziani non autosufficienti utilissimo per chi necessita di assistenza, servizio alla persona indispensabile per alleviare i disagi degli stessi. Il comune di Agrigento, con i finanziamenti del piano di zona 2018, 2019, 2019 e 2020 offre ai cittadini agrigentini dei comuni del distretto sociosanitario di 1, che sono Agrigento, Aragona, Favara e Raffadali, il servizio di assistenza domiciliare anziani tramite voucher digitali. L'avviso è rivolto anche agli operatori economici che dovranno accreditarsi per la fruizione del servizio. Le domande dei beneficiari e degli operatori economici dovranno essere presentate tramite piattaforma telematica secondo le modalità descritte nell'avviso pubblicato sull'home page del Comune di Agrigento nella sezione Avvisi. Il SAD è un servizio di assistenza domiciliare caratterizzato dalla presa in carico degli anziani parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell'autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari, ma che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana attraverso un complesso di prestazioni socioassistenziali secondo i bisogni e le condizioni di salute di ciascun utente. Le prestazioni sono attuate a domicilio, tra queste igiene e cura della persona, governo e igiene dell'alloggio, aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti
e nella gestione delle attività quotidiane, all'interno e all'esterno dell'abitazione, aiuto alla mobilità, deambulazione, mobilitazione del soggetto allettato, sostegno morale e psicologico, disbrigo pratiche varie, tra cui autorizzazioni per richieste mediche, esenzioni, ticket, esami clinici, richiesta contributi, commissioni varie, servizio di spesa a domicilio, attività di sensibilizzazione al vicinato finalizzato alla riscoperta del valore della solidarietà e conseguenza a offrirsi risorsa umana a supporto dell'anziano, costituendo così un valido deterrente per il rischio di emarginazione ed isolamento della stessa persona. Ricordiamo quindi che le domande vanno presentate dalle ore 18 del 24 gennaio fino alle ore 24 del 23 febbraio, seguendo le iscrizioni che ci sono nel sito del Comune di Agrigento. I beneficiari saranno individuati tramite la stesura di una graduatoria e lo stesso beneficiario potrà scegliere l'operatore economico supportato dall'impiegato comunale sulla piattaforma Servizio Sociale Digitale. Varo a Palermo dell'unità da guerra della Marina Militare del Qatar. Vediamo. Varata ieri presso i cantieri navali di Palermo della Fincantieri la nave Qatar. Al battesimo dell'acqua della nave militare erano presenti il presidente della regione Renato Schifani, il ministro della difesa italiano Guido Cosetto, il vice primo ministro e ministro della difesa del Qatar Khalid bin Mohammed, l'amministratore delegato della Fincantieri Pier Roberto Folgero e gli assessori regionali alle infrastrutture Alessandro Aricò, attività produttive Edita Maio, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e numerose autorità locali del Qatar e rappresentanti delle forze armate. Un cantiere di eccellenza straordinaria, degli uomini e delle donne che lavorano in maniera professionale a livello amministrativo, a livello operaio, naturalmente a livello tecnologico. Crediamo nello sviluppo di questa nostra terra, anche la Regione darà lavoro ai cantieri con importanti commesse e quindi celebriamo questo. Sono oggi veramente orgoglioso, da Presidente della Regione Siciliana, di essere qui a testimoniare la presenza della Regione e l'orgoglio dei siciliani. Lutto cittadino ieri a Castellammare del Golfo per i funerali di Gregory Bongiorno, imprenditore e presidente di Sicilia Industria, scomparso per un malore nella notte tra sabato e domenica. Vediamo. È stato scioccante per tutti apprendere questa notizia. Il nome di Gregory è un nome che ha suscitato simpatia, apprezzamento, direi anche speranza lungimirante. Oggi sembra quasi che celebriamo la fine di quella speranza lungimirante. In realtà nessuno sa in che modo i propri valori e i propri passi potranno continuare dopo la nostra vicenda terrena. Quando penso ai miei anni dico sempre, di fronte a un giovane come Gregory, ma toccava a me, non a lui, a quelli come me che abbiamo già una storia alle spalle. Il Vangelo ti invita a guardare i valori che in poco tempo egli ha saputo testimoniarci. Il Vangelo mette in evidenza anzitutto una caratteristica di Gregory, che è un uomo capace di discernimento tra il bene e il male. È un discernimento richiesto dalla storia e dalla società, dalla fede, dalla cultura, dalla pastorale. Viviamo in una società talmente liquida che non ha più il coraggio di fare discernimento, che si adegua a seconda delle convenienze e non in base ai valori. Quest'uomo ci ha consegnato con tutta la sua famiglia la chiamata al discernimento tra il bene e il male, tra il giusto e l'ingiusto, tra il bello e il cattivo. Questa chiamata a discernere che tutti dobbiamo ascoltare nei diversi ambiti, nella famiglia, nella scuola, nelle amministrazioni, nelle associazioni di categoria,
bisogna discernere, perché altrimenti la società liquida travolge tutto e travolge anche le migliori intenzioni, perché alle intenzioni quest'uomo ha fatto seguire i fatti. Grazie a tutti voi che in questi giorni ci avete dimostrato il vostro affetto e la vostra vicinanza in un momento così doloroso per la nostra famiglia. Gregory era esattamente così come lo avete descritto: un uomo generoso, sincero, leale, giusto, sempre pronto a dare consigli e senza mai giudicare. Imprenditore onesto, equilibrato, lungimirante, convinto che in una terra splendida ma difficile come la nostra si possa fare imprese in maniera sana, senza piegarsi a quei sistemi marci del malaffare e dell'illegalità che contaminano l'economia di un territorio. Lui ci credeva e non si limitava a predicarlo, ma lo praticava tutti i giorni, in ogni gesto, in ogni scelta. Mi mancherà la tua frase del mattino, quando in ufficio, appena uscito dalla tua stanza, mi guardavi sorridendo e mi dicevi: tutto bene? E io mi sentivo subito serena. Mi mancherà la nostra complicità, i nostri sguardi. Quando non ci convinceva qualcosa o qualcuno, mi mancheranno le nostre chiacchierate nella tua stanza che puzzava di sigaro. Sei andato via troppo presto, avevi ancora tante idee brillanti e progetti da realizzare. Sono sicura che anche in questa nuova vita avrai la stessa grinta e la stessa voglia di fare. Mi lascio un vuoto immenso, che non so se riuscirò mai a colmare, ma il ricordo dei momenti passati insieme mi aiuterà a sentirti più vicino. Ciao fratellone mio. A Palma di Montechiaro, nominato consiglio di amministrazione della Fondazione Tomasi di Lampedusa, alla presidenza confermata Letizia Pace, sabato al Palazzo Ducale del Gattopardo, tè danzante dell'Ottocento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha nominato nella giornata di ieri presso la sede del comune il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Tomasi di Lampedusa. Alla presidenza è stata riconfermata Letizia Pace. I componenti del consiglio di amministrazione sono Angela Incardona, vicepresidente, Rosario Lovasco, Rosaria Loggia, Natalia Vitello, Alessandra Falsone e Michaela Cacciatore. Per effetto dello statuto dell'istituzione Tomasi, una volta proceduto alla rielezione del sindaco, il CDA andava rinominato. Abbiamo fatto questa nomina in questi giorni e oggi vi è la presentazione. L'istituzione Tomasi rappresenta qualcosa di importante perché l'abbiamo voluta, l'abbiamo ripresa dalle ceneri in realtà, perché Palma avrebbe dovuto già da tempo immemore investire sul Gattopardo. Quando siamo arrivati noi abbiamo cercato subito di riannodare questi nodi con il passato. L'istituzione Tomasi faceva parte appunto di un percorso così importante. La Presidente Pace già nella sua prima esperienza del CDA ha lavorato egregiamente con il CDA uscente e ringrazio i membri uscenti, il dottore Vaccaro, il dottore Taibbi, la dottoressa Di Vincenzo, per come hanno lavorato in sinergia in questi anni. Oggi abbiamo rinnovato il nuovo CDA, il Presidente viene riconfermato, la dottoressa Pace viene confermata, verso la quale va la mia gratitudine e i miei più grandi complimenti per con quanta passione e impegno segue queste vicende delle istituzioni, ma veramente una passione forte e viscerale. L'altro confermato è il signor Lovasco, poi abbiamo l'ingresso di 5 nuove donne che rappresentano un universo variegato ed eterogeneo della nostra città, al di là delle appartenenze e delle proprie ideologie, accomunati dal voler servire la città e volerla servire in sinergia e in sintonia con quella che era la nostra gloriosa storia, la storia del Gattopardo e la storia della famiglia Tomasi. A questo CDA auguro un grande buon lavoro, insieme al confermato direttore scientifico che è il nostro noi lo chiamiamo ancora principe, il professore Giuseppe Lanza Tomasi, e quindi insieme al principe l'istituzione Tomasi si appresta a programmare le attività culturali legate alla famiglia Tomasi e al Gattopardo dei prossimi 4 anni.
Allora, tanti sono gli eventi svolti durante gli anni precedenti, abbiamo avuto la mostra dell'Arazzo di Raffaello, il Gattopardo d'Oro, con la partecipazione di artisti di fama nazionali quali Nino Frassica, Cesare Bocci, Miriam Mirizzo, insomma, e tanti altri. Naturalmente la programmazione di quest'anno sarà altrettanto ricca. Intanto sabato ci sarà un bellissimo evento con la Compagnia Nazionale di Danza Storica che si esibirà in tanti balli dal valzer del Gattopardo a tanti altri balli della Manzurka, cioè tutte che ci faranno rivivere quell'atmosfera e la magia del ballo del Gattopardo. Sarà quindi questo evento, si svolgerà sabato 28 alle ore 16 dove tutti i cittadini potranno partecipare al Palazzo Ducale. La sede naturale dei Tomasi, del Gattopardo. D'altra parte avremo anche la programmazione della terza edizione del Gattopardo d'Oro. Anche quest'anno sarà organizzato con artisti di fama nazionale e di fama importante. Vedremo, adesso non voglio preannunciare niente, altrimenti si rischia così che si perda la sorpresa, quindi non voglio anticipare niente. Un CDA tutto al femminile, lo vogliamo ricordare con l'occasione? Sì, il CDA è composto da 7 membri, abbiamo solo un maschietto, quindi in questo caso potremmo dire la quota celeste, non la quota rosa, perché gli altri 6 membri sono tutte donne. Maricla Cacciatore, Rosaria Loggia, la vicepresidente Angela Incardona, Natalia Vitello e Rosario Lovasco, che è il componente maschile. Ecco, quindi un CDA abbastanza forma giovane, devo dire, formato da persone, composto da persone serie, con tanta voglia di fare, di mettersi in gioco, di lavorare per la nostra amata Palma di Montechiaro, perché questo è lo scopo principale dell'istituzione, la valorizzazione del nostro territorio e fare rinnamorare i cittadini al nostro paese. La prima messa in scena di 6 personaggi in cerca d'autore al Parco Letterario Luigi Pirandello di Agrigento è solo uno degli eventi calendarizzati per questa stagione dall'associazione Il Cerchio. Vediamo. Il Barone del Parco Letterario Pirandello ha presentato un programma ricchissimo di iniziative. Ecco, se ce li vuole condensare per poter illustrarli a chi ci vede. L'intero Consiglio direttivo ha presentato nel dettaglio ciò che già è stato approvato nell'agosto del 2022 per l'anno 2023, così come dice la legge regionale. E quindi in questa conferenza stampa abbiamo portato avanti un principio. Quest'anno ricorre un anniversario molto importante, il 100° anniversario della messa in scena con successo, perché purtroppo prima aveva avuto degli insuccessi a Roma e invece a Parigi ha avuto il grande successo nel 1923, quindi 100 anni fa, la messa in scena di 6 personaggi in cerca d'autore, che è il manifesto del teatro nel teatro, è il manifesto della grande genialità di Luigi Pirandello assieme a tante altre opere e tutte le opere che lo hanno accompagnato, visto che lui è stato l'autore e che ci ha lasciato a noi eredi universali della nostra società per manifestare la grande crisi dell'uomo del Novecento, l'incomunicabilità e tutte le altre cose che ci stanno attorno. Allora abbiamo proclamato in questa occasione una edizione speciale della Biennale d'Arte Luigi Pirandello, Città Teatro, e all'interno di questa Biennale abbiamo tantissimi programmi, dai viaggi sentimentali agli incontri con le scuole, all'accoglienza, al teatro
a Piazzale Caos, all'anfiteatro, e poi sicuramente delle iniziative di carattere invece materiale, che sono quelle, speriamo di poterle realizzare, visto gli avanzi o i crediti che abbiamo nei confronti del Comune di Agrigento, altissimi. Quindi il ripristino della sala teatro di Piazzale Caos, i caffè letterari nelle varie località della città di Agrigento, quello a Villa Bonviglio, quello qua sulla terrazza multipiano, quello quello di San Leone di riprendere, visto che è stato per 2 anni chiuso causa pandemia e l'abbandono, e ora poi dobbiamo anche attivare dei service tourist lì alla Valle dei Templi, uno in particolare quello che al piazzale Alti Casl, che è già autorizzato, perché sono tutte cose che sono parte del progetto esecutivo approvato dal decreto del Presidente della Regione. Speriamo bene, un anno molto intenso ci aspetta e di fatiche. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Take away, droga a domicilio, 4 arresti a Terme Vigliatore. Vediamo. A Terme Vigliatore i carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e della locale stazione, con l'ausilio delle unità cinofile del nucleo CC di Catania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone del posto, già note alle forze dell'ordine. I destinatari della misura cautelare di età compresa tra i 28 e i 47 anni sono ritenuti responsabili di detenzione illecita e vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta al termine di una specifica attività di indagine denominata Takeaway, avviata dalla stazione Carabinieri di Terme Vigliatore e condotta con il supporto dei carabinieri della compagnia barcellonese. Il nome dell'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, deriva dalle modalità con le quali gli indagati consegnavano lo stupefacente agli assuntori. Infatti gli arrestati avrebbero attuato un sistema di smercio della droga che prevedeva la cessione agli assuntori delle dosi di stupefacente attraverso le finestre del loro appartamento e la consegna. Immediatamente dopo, dalla somma corrispettiva di denaro al portone successivo. Questa modalità era adottata per accelerare lo scambio di droga ed eludere quindi il controllo delle forze dell'ordine. L'attività di indagine è nata grazie ai servizi di controllo sul territorio messi in campo dalla stazione Carabinieri di Terme Vigliatore, che avevano già evidenziato un intenso viavai di presunti assuntori di droga presso la palazzina in questione, luogo di residenza degli indagati. Le successive attività investigative e relativi approfondimenti hanno permesso ai militari dell'Arma di avvalorare la propria ipotesi ed acquisire gravi indizi di consapevolezza. Nei confronti dei presunti spacciatori, gli arrestati sono ritenuti responsabili di aver trattato in maniera specifica la vendita al dettaglio di marijuana e hashish, riuscendo in un'intera giornata a vendere oltre 50 dosi per un prezzo medio di 12 euro per grammo di sostanza. Molto giovane anche la platea di assuntori di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Nel corso dell'indagine è emerso inoltre che gli indagati, oltre all'attività di spaccio presso il proprio domicilio, avrebbero rifornito altri clienti sottoposti a misure detentive nella loro abitazione, per lo più di nazionalità extracomunitaria, consegnando le dosi di stupefacente direttamente presso le loro abitazioni. Al termine delle formalità di rito, come disposto dalla locale autorità giudiziaria, 3 indagati sono stati ristretti presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre uno è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa degli interrogatori di garanzia. Sud chiama Nord prepara l'assemblea costituente del 3 e 4 marzo a Roma per aggregare le diverse anime dei movimenti autonomisti. I dettagli nel servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il movimento fondato da Cateno De Luca, Sud chiama Nord per l'autonomia, in vista dell'importante appuntamento in programma il prossimo 3 e 4 marzo a Roma, in cui presenterà la fase costituente che mira alla costruzione di una piattaforma che consenta di realizzare la rete del civismo territoriale. Grazie al prezioso contributo del professor Pietro Busetta, ordinario di economia, e del professor Andrea Piraino, ordinario di diritto costituzionale, si sta lavorando alla stesura di un manifesto in grado di interpretare lo spirito del movimento e tracciare gli obiettivi che si propone di raggiungere in chiave autonomista e civica. Il punto di partenza
è la cronica mancanza di rappresentanza e la volontà di farsi portavoce di quel malcontento che il Meridione ormai ha fatto suo. Il punto debole fino ad oggi di chi prima di noi, spiega il leader, l'onorevole Cateno De Luca, ha tentato un'impresa del genere e avere accentrato tutto nel personaggio politico di turno, con una visione egemonizzante e non avere trovato posizione unitaria. Il nostro movimento, prosegue l'onorevole Cateno De Luca, mira ad attuare una strategia confederativa che consenta a ogni esperienza civica o territoriale di continuare a esistere per agganciarsi e dunque federarsi alla piattaforma Sud chiama Nord, all'interno della quale ci sarà un organismo nel quale sono rappresentati i soggetti che si confedereranno e quello sarà l'organismo plurale che porterà avanti il progetto. L'esperienza del professore Busetta e del professore Piraino ci sta consentendo di procedere a una lucida analisi dell'attuale situazione del nostro Paese, partendo dal tema centrale dell'autonomia differenziata. Il nostro obiettivo, prosegue Cateno De Luca, è quello di avere diritti di cittadinanza uguali in qualunque parte del Paese si nasca, mettere a regime il 40% del territorio e il 33% della popolazione per fare grande il nostro Paese. 40 anni fa la mafia uccideva il giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Era la sera del 25 gennaio 1983 quando i killer di Cosa Nostra lo freddarono con decine di colpi davanti l'abitazione paterna a Valderice, dove si recava quando preparava i processi e gli atti giudiziari. Vediamo. Lui era Ciaccio Montalto, un eroe ucciso 40 anni fa da Totorina. Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio del 1983 killer sconosciuti assassinarono il sostituto procuratore di Trapani Gian Giacomo Ciaccio Montalto, memoria storica di quell'ufficio. Gli tesero un'imboscata, lo uccisero sparandogli addosso mentre era a bordo della sua auto e aveva oltrepassato il cancello per rientrare nella villetta in Valderice ove viveva da solo. Morì così all'età di 42 anni. Erano le ore 1:12. Quel mattino avrebbe dovuto tenere la requisitoria orale in un processo per omicidio in corso davanti alla Corte d'Assise di Trapani. Magistrato geloso della propria autonomia, Ciaccio Montalto per primo aveva intuito la centralità di Trapani, colpendo gli interessi delle cosche e applicando fulmineamente la legge Rognoni-La Torre, approvata nel settembre 1982. Aveva compreso la necessità di effettuare accertamenti bancari nelle indagini nei confronti dei mafiosi che effettuò per individuare il movimento di valuta tra Trapani, gli Stati Uniti e il Canada, individuando le tracce di una spedizione di eroina in cui erano implicati Zizo. Aveva investigato sul commercio di armi e sugli appalti per la ricostruzione del Belice e colpito le potenti famiglie dei Minore, dei Rimi, degli Agate. Si era occupato dei processi nei confronti di Placido Vitale e di Francesco Pace. Si stava accingendo ad aprire un nuovo fronte toscano al contrasto a Cosa Nostra, ove aveva accertato che persone sospette di avere collegamenti con l'organizzazione avevano acquistato degli immobili. Aveva compreso l'importanza della coralità nell'impegno contro le cosche, tant'è che nell'intervista rilasciata il 15 ottobre del 1982 a TG Dossier aveva manifestato la sua preoccupazione per una sovraesposizione di quei magistrati che si occupavano di criminalità organizzata e che all'esterno erano considerati come portatori di una guerra privata. In tal modo era visto dagli esponenti di Cosa Nostra di Trapani. Il delitto venne preceduto da 2 episodi minatori, come quando era stato fatto un segno della croce sul cofano della sua auto con uno strumento appuntito. Nonostante ciò, settori delle classi dirigenti trapanesi cercarono di accreditare la tesi che la sua morte fosse quella di un inquirente visionario che aveva visto sconfessato in tribunale il frutto del suo lavoro. All'indomani del suo assassinio, il sindaco democristiano della città di Trapani aveva dichiarato che la mafia a Trapani non esiste. Erano gli anni in cui il ministro di Grazia e Giustizia teorizzava che la sconfitta della mafia era solo un'illusione e che tutt'al più la si poteva ridurre a livelli fisiologici.
Quell'omicidio ha oggi un perché, un verdetto giurisdizionale definitivo e che è stato messo nei confronti di 2 mafiosi di rango, Salvatore Rina e Mariano Agate, rappresentante del mandamento di Mazara del Vallo. La morte del magistrato venne decretata per ragioni di vendetta e preventive. Già alla fine degli anni 70 Cosa Nostra aveva deciso la sua eliminazione per l'attività che costui aveva svolto, in particolare contro le famiglie di Paceco e di Alcamo, e per l'irriducibilità nel contrastare il sodalizio mafioso. L'imminente trasferimento a Firenze costituiva un concreto pericolo anche per gli interessi di esponenti dell'organizzazione, tra gli altri i Milazzo e Melodia e più in generale la famiglia di Alcamo. L'omicidio fu concordato nel corso di una riunione dei capimandamento della provincia di Trapani. Il 13 dicembre del 2001 la Corte di Cassazione ha confermato le condanne inflitte il 22 maggio 2000 dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. A distanza di 40 anni da quel giorno di sangue, era un freddo gennaio, il paese non può perdere la memoria di quella violenza e occorre rendere omaggio a quel magistrato integerrimo che ha pagato con la vita il proprio impegno, ma soprattutto al dolore che resta, ai suoi cari. Il suo ricordo risveglia un impegno collettivo contro la mafia che mai, come in questi giorni, risulta essere importante. Ieri 24 gennaio, in occasione del santo patrono dei giornalisti San Francesco di Sales, un appuntamento dal carattere regionale ha riunito a Siracusa giornalisti e operatori della comunicazione. Arturo Cantella. Nel giorno della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomando, delegato Cesi per la cultura e le comunicazioni sociali, ha rivolto un saluto e un augurio a tutti i giornalisti e agli operatori della comunicazione sociale in Sicilia, prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco nel tema della 57esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, in cui ci invita a parlare col cuore. Oggi, nel giorno della festa di San Francesco di Sales, desidero rivolgere un cordiale saluto e auguri a tutti i giornalisti e gli operatori della comunicazione sociale in Sicilia, prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco nel tema della 57esima giornata mondiale della comunicazione sociale, in cui ci invita a parlare con il cuore. Desidero augurare a tutti di vivere nella verità, di accogliere la verità, di annunziare, trasmettere la verità del Vangelo, con la dignità della professione, portare tutti a un cammino di progresso, di civiltà fondato sulla giustizia, sulla verità del Vangelo, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità di tutti alla ricerca, alla custodia del bene comune. Auguri di cuore a tutti, buon cammino, buona festa. 9 giornalisti esteri alla scoperta della Costa del Mito. Vediamo. 9 giornalisti della stampa italiana ed estera sono ospiti in questi giorni del distretto turistico Valle dei Templi per un press tour sulla Costa del Mito. I giornalisti provengono da Parigi, Berlino, Zurigo, Bruxelles, Düsseldorf, Amsterdam, Helsinki e Napoli e scrivono per diverse testate nazionali e internazionali. Visiteranno alcune delle tappe più significative dell'itinerario turistico agrigentino, che comprende anche 3 parchi archeologici e 150 km di spiagge naturali, dorate e riserve naturali. L'iniziativa del Press Tour è realizzata con l'assessorato regionale al turismo, coincide con il Sicilia Jazz Festival, un avvenimento unico dal grande valore culturale e volano economico e turistico. Si tratta dell'unico festival al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali, con il coinvolgimento di tutti i conservatori di musica dell'isola, tra cui il Conservatorio Toscanini di Ribera, socio della DMO. Sentiamo stamani in merito Marcella Gargano, direttrice generale del MIUR. Io sono molto onorata di essere stamattina qui al Conservatorio Toscanini di Ribera e aver partecipato ieri sera anche a una loro manifestazione nell'ambito del Sicilia Jazz Festival a Palermo, perché ho potuto anche toccare con mano, oltre che documentalmente come di solito siamo abituati a fare
al Ministero quella realtà che c'è qui del Conservatorio e che ha consentito all'Istituto Musicale Pareggiato di poter essere riconosciuto dal 1° gennaio come Conservatorio di Stato. È tangibile l'energia che ci mettono i docenti nel trasferire appunto il loro know-how alle studentesse e agli studenti, e stamattina ho potuto, anche facendo un giro per le aule, vedere come sono appassionati anche nel costruire insieme questo percorso di didattica. E lo spettacolo ieri sera, ad esempio, aveva anche dei brani che sono stati composti dagli studenti, una cosa molto singolare, non così usuale. E credo che venendo al territorio sia una grossa opportunità capitalizzare quello che sono riusciti qui a costruire al Conservatorio, e un motivo non solo, come dire, di attrazione turistica quando si fanno degli eventi come ieri sera, ma è soprattutto un investimento strutturale sul territorio, perché vengono studentesse e studenti che non abitano qui vicino ma abitano in altre città della Sicilia, ma anche studenti che vengono da fuori, quindi come dite voi dal continente, oppure che vengono anche da altri paesi. E quindi sicuramente questa sinergia sul territorio è un punto di forza nella quale credere tutte le istituzioni territoriali, e io sono certa che grazie a quello che è stato fatto fino ad oggi, che è stato dimostrato, sicuramente si riuscirà a fare ancora meglio in futuro. Chiesa si insedia il neoconsiglio regionale segreteria pastorale CEI che guiderà il quinquennio 2023-2027. Riuniti nella sede della Conferenza Episcopale Siciliana a Palermo, hanno programmato contenuti e metodo. Vediamo. Nel giorno della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, l'arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomando, delegato CESI per la cultura e le comunicazioni sociali, ha rivolto un saluto e un augurio a tutti i giornalisti e agli operatori della comunicazione sociale in Sicilia, prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco nel tema della 57esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, in cui ci invita a parlare col cuore. Oggi, nel giorno della festa di San Francesco di Sales, desidero rivolgere un cordiale saluto e auguri a tutti i giornalisti e gli operatori della comunicazione sociale in Sicilia, prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco nel tema della 57esima giornata mondiale della comunicazione sociale, in cui ci invita a parlare con il cuore. Desidero augurare a tutti di vivere nella verità, di accogliere la verità, di annunziare, trasmettere la verità del Vangelo, con la dignità della professione, portare tutti a un cammino di progresso, di civiltà fondato sulla giustizia, sulla verità del Vangelo, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità di tutti alla ricerca, alla custodia del bene comune. Auguri di cuore a tutti, buon cammino, buona festa. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.